Centinaia di studenti delle scuole superiori e gli universitari della lista dei saperi critici si sono ritrovati in Piazzale Roma per protestare contro le problematiche con cui si scontrano quotidianamente e hanno deciso di farlo proprio nel giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico. Perché nella prossima riforma che vuole introdurre Renzi ci saranno 200 ore di stage obbligatorio e non pagato, che chi farà quelle scuole dovrà fare, e noi ci ribelliamo a questa cosa. Uno, perché il lavoro si paga, bastardi, ma anche perché lo stage deve essere formativo, deve essere una cosa che ci insegni, che ci introduca al mondo del lavoro, non che ci insegni a fare fotocopie. Questo e per tanti altri motivi noi oggi coloriamo le strade della nostra città. Forza ragazzi, dai! Poi alcuni manifestanti si sono spostati davanti a una sede regionale scagliando uova, colla e spray colorati sulla porta d'ingresso, appiccicando alcuni fogli che mettono nel mirino i rincari del trasporto pubblico. Non ci serve ancora cemento, non ci serve ancora speculazioni, non ci servono più ladri nel nostro territorio. Noi vogliamo che la scuola sia pubblica ed accessibile. Abbiamo diritto di studiare, riprendiamoci quello che è nostro, dai! Ad un certo punto alcuni di loro si sono diretti a Cafarsetti, dove si è schierato un cordone di polizia. Dopo alcune trattative una delegazione di giovani ha potuto raggiungere la sede comunale per affiggere uno striscione. Il corteo della rete studenti medi ha toccato gli stessi temi, ma si è spostato sul ponte degli Scalzi per raggiungere San Giacomo. Bisogna smettere di investire soldi sulle cose sbagliate, sulle grandi opere, sul Mose, sulle grandi navi, perché sono soldi che vengono continuamente